Un legame d'amore, di arte che si intreccia alla letteratura, alla Sicilia, al culto del bello. Oggi nella nostra newsroom Manuela e Giuliana per raccontare la loro storia, una storia che ammalia, che infatua, che rapisce l'anima, proprio come il concept racchiuso nella loro startup Amaliante. Giuliana, raccontaci da dove è partito questo progetto che vi lega a doppio filo. È partito dall'apprezzamento per i disegni di Manuela, ancora in tempi non sospetti perché eravamo semplicemente amiche. Vedevo lei che faceva questi disegni per me stupendi e le dicevo: eppure devi fare qualcosa assolutamente per metterli a frutto, e quindi vengo da te, ti porto il computer, ti aiuto, però cose che si dicono così in amicizia e che poi non prendevano mai una forma. Poi la nostra amicizia è diventata un legame più forte perché ci siamo innamorate, e da lì, diciamo, il tempo l'ha fatto da padrona, perché sia io che lei ci trovavamo in un momento in cui volevamo rivoluzionare completamente la nostra vita. E da lì abbiamo iniziato dei suoi disegni. Io sono altrettanto appassionata, ho fatto sempre delle cose artistiche, quindi insieme abbiamo poi realizzato tutto quello che è diventato Amaliante. Manuela, essere una coppia quanto incide sul vostro modo di fare arte? Allora, in realtà moltissimo, diciamo che le cose camminano insieme proprio. Io non avrei assolutamente, credo, avuto mai il coraggio di cambiare totalmente la mia vita se non avessi incontrato Giuliana. Anche a livello lavorativo comunque ho sempre lavorato nel mondo dell'arte, la fotografia, il teatro, la danza. Il mio è sempre stato un linguaggio visivo. Poi incontrando lei tutta la mia vita è cambiata in tutti i sensi, e oggi praticamente il lavoro è la nostra vita, e la nostra vita è anche il lavoro, perché è un lavoro comunque molto stimolante. Siamo entrambe molto curiose, amiamo entrambe l'arte, la letteratura, quindi diciamo che grazie a questo incontro oggi la mia vita è completamente cambiata, anche a un'età cui puoi pensare che in realtà resterà sempre tutto com'è, no? Visto che ho 50 anni. Ecco, riposizionare la propria vita si può sempre, questo è il messaggio che vogliamo dare. Giuliana, com'è cambiata la tua vita a 50 anni? Come quella di Manuela o forse un po' di più? Ancora ne ho 48, visto che proprio vogliamo essere precisi. Però vabbè, è cambiata tantissimo proprio per quello che è Giuliana nel mondo, sia per quello che è una scelta d'amore, che ancora ad oggi può essere considerata diversa da chi è nata come me nel 78. Sì, perché diciamo quando io ho raccontato ai miei figli che mi ero innamorata di una donna e che volevo sposarmi con lei, entrambi mi hanno guardato come la cosa più normale di questo mondo, ed erano assolutamente felici del fatto che io fossi innamorata, che io fossi serena, che finalmente mi vedevano felice. E quindi ho compreso che in realtà i mesi di pianti, di paturnie, di indecisioni, di paure erano state assolutamente inutili. E tutto questo, diciamo, è diventato anche una grande forza per riscommetterci anche dal punto di vista lavorativo, perché lì comunque abbiamo detto sì, affrontiamo un'avventura titanica, perché il mettere un prodotto nuovo nel mercato richiede tempo, richiede investimenti, il tempo, diciamo, per noi è sempre meno. Però il fatto di essere insieme ci aiuta a credere
l'una nell'altra, a supportarci, a sentire che questo comunque in qualche modo è un po' il figlio della nostra coppia. Forse anche, forse solo l'amore in questo caso può dare veramente un boost, una spinta forte anche a livello professionale, ma nell'arte voi vi completate o vi provocate? Io direi che ci completiamo. Ci completiamo perché sì, riusciamo a completarci. Io posso lanciare un'idea o lei può lanciare un'idea e insieme rimettiamo a posto tutti i tasselli, no? Dell'idea, una sorta di puzzle che alla fine si combina sempre bene. Ecco, tu Giuliana hai parlato di normalizzazione di situazioni che alcune volte sono anche distruttive, no? Unconventional, che rompono un po' gli equilibri di una vita. Qual è il messaggio che vuoi lanciare al nostro pubblico? Di essere liberi di essere comunque se stessi e di incontrare qualsiasi cosa ci passa per la testa. Allora, quello che mi ha avvicinato a vivere tutto quello che ho potuto vivere e concretizzare fino ad oggi è stato un momento critico della mia vita, che risale a qualche anno fa, in cui proprio mi sono detta che non volevo più sottostare alla sovrastruttura culturale che mi imponeva di essere brava, essere buona, non essere criticabile, non avere tutta una serie di cose che comunque potevano sottoporre a giudizio. Lì ho detto proprio basta, mi sono scocciata, voglio essere me stessa, e lì pian piano ho iniziato a togliere delle barriere, ma che in realtà erano più dentro di me che fuori, e queste barriere poi mi hanno portato a sentirmi in armonia in situazioni che per me non erano neanche considerate fino a 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa. Manuela, tu hai un temperamento diverso, da sempre sei attivista, e quindi voglio sentire anche dalla tua viva voce lo stesso messaggio da lanciare a chi ci ascolta. Allora, sicuramente il mio caso è completamente diverso perché io ho affrontato quello che ha affrontato lei adesso, quando avevo solo 16 anni, 15 anni più o meno, ed era un momento un po' diverso rispetto proprio a quello che era il mondo dell'omosessualità. Per esempio al Gay Pride eravamo 4 gatti, adesso quando per caso, perché mi fa molto piacere, ecco, quando per caso vado al Gay Pride non partecipo ormai più da anni, ma perché mi sento molto più tranquilla, perché vedo che alla fine c'è tanta gente che partecipa a questa manifestazione, mentre prima era doveroso e importante, anche adesso in fondo lo è, ma in un modo diverso, esserci. E devo dire che l'arte, la fortuna di lavorare con l'arte, la letteratura, il cinema, in un periodo in cui mi sentivo particolarmente sola, forse unica, perché chiaramente non c'era tutta questa grande apertura, mi ha aiutato moltissimo a non sentirmi sola e ad aprirmi al mondo e a scoprire che c'era tanto, che non ero solo io, che non ero quella strana, che non ero quella che sarebbe rimasta senza nessuno, no? Perché a 16-15 anni è così che ti senti, quando senti dentro di te che qualcosa è diverso rispetto agli altri. Forse sicuramente avrei vissuto i miei 16 anni oggi, scoprendo la mia omosessualità in maniera assolutamente libera e senza tutto quel travaglio, no? interiore, che però mi ha portato poi ad approfondire tanti argomenti, perché veramente la lettura, non scherzo, mi ha aiutato moltissimo, perché questo argomento poi è stato trattato da diversi autori, e scoprire anche che nell'Ottocento avevano scritto dei romanzi che trattavano l'argomento mi ha rincuorato, perché a 15 anni dicevo ok, vabbè, allora è una cosa che esisteva anche prima e che non è niente di assurdo. Questo è un po' l'obiettivo della nostra newsroom, lanciare dei messaggi, magari queste parole speriamo
saranno ascoltate da giovani, giovanissimi, e quindi ecco, raccogliamo la paura, la non paura legata al cambiamento. Cambiare è bello e soprattutto far trionfare l'amore è la cosa principale. Voi siete compagne di vita, ma anche compagne di visioni e di passioni. Adesso parliamo per finire di Amaliante e del vostro lavoro, della vostra arte prima ancora che il lavoro. Quali sono i progetti futuri? I progetti futuri ancora siamo nel ballo ci siamo. La nostra prima ispirazione è stata quella appunto del racconto che viene dalla Sirena, che è un racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Da lì ci hanno iniziato a riconoscere come qualcuno che riusciva a raccontare la Sicilia in un'angolazione completamente diversa da come era stata fatta fino ad oggi. E quindi abbiamo detto va bene, ok, facciamo allora un passo in più, raccontiamo questa Sicilia non solo dal punto di vista mitologico, ma anche dal punto di vista storico. E lì, sempre con Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ci siamo ispirate al Gattopardo. E comunque questi racconti noi li facciamo passare sempre attraverso un filtro che è del tutto femminile. Femminile perché prendiamo le non protagoniste dei racconti o dei romanzi e le mettiamo in luce fino a farle diventare delle identità che possano rispecchiare quello che è la donna contemporanea, che in quello che leggiamo del passato troviamo chi siamo oggi, scopriamo anche. Tra l'altro approfitto di questo spazio per parlare di una partnership nata proprio con iPress. Amaliante ha donato una delle proprie opere ad iPress, è diventata un po' il simbolo del nostro Natale e sarà sempre di più simbolo di progetti futuri. Manuela, per chiudere, vi sentite più artiste o imprenditrici? Artiste. Io sicuramente. Tu sei la parte emotiva, quindi forse possiamo dividere in due questa grande sfera. Tu sei l'artista e forse in Giuliana c'è un po' più del lato imprenditoriale? Sì, dobbiamo fare quadrare le cose comunque, quindi sono anche costretta a tirare fuori più questo aspetto che comunque lo reputo divertente e creativo anche. Beh, come in tutte le coppie vi bilanciate assolutamente. Quale disegno, quale opera, su quale opera stai lavorando? Un'anticipazione, Sì, si tratta sempre, esatto, si tratta sempre di una figura ovviamente femminile, ispirata questa volta al mondo dell'arte, della pittura. Ci sono delle celebrazioni in corso. Sbottonatevi. Ci sono delle celebrazioni in corso. Quest'anno c'è stato un evento molto importante che la cucina italiana è diventata patrimonio dell'UNESCO. Quindi abbiamo deciso comunque in qualche modo di fare un omaggio, visto che comunque realizziamo piatti, tra l'altro, quindi proprio siamo in tema, con l'elaborazione di un disegno che vede questo primato in maniera un po' concettuale. Ecco, non vogliamo proprio cappelli da cuoco, mestoli o altro, cioè una lettura più artistica dove comunque mettiamo in risalto questo simbolo che è molto importante. È italiano. Per l'Italia, perché per me è stato un evento straordinario. Noi siamo amanti della cucina e quindi è una cosa che ci ha colpito e che ci fa sentire onorate. Tra l'altro la vostra arte è sempre più legata e vicina anche al mondo del food, anche al mondo degli chef, della ristorazione d'eccellenza. Sì, infatti abbiamo, diciamo, avuto già due collaborazioni proprio con degli chef. Uno sta in Sicilia e l'altro in Campania. Manuela, tu sei una fotografa, quindi riesci bene a cogliere gli attimi. Adesso fallo con le parole. Questo spazio si chiama Dammi 3 parole per riassumere i focus, messaggi, i valori che abbiamo cercato di trasmettere durante questo momento insieme. Allora, la prima parola, che forse è un po' banale, ma
credo che sia centrale libertà, bellezza e passione. Giuliana, le tue 3 parole. Identità, libertà e valore. Grazie a Giuliana e Manuela per essere state con noi. Vedrete presto anche sui canali A-Press i prossimi progetti di Amaliante. Grazie ancora. Grazie a te.